Amici, buongiorno, rassegna stampa di oggi, notizia dal Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Ottica Moderna a Taglio di Po. Oggi cominciamo col Corriere del Veneto, Padova e Rovigo. In prima pagina, RT arancione, scuole chi rischia, si studiano le aree per le restrizioni, da Verona a Padova i comuni dove le aule potrebbero chiudere. Ma poi c'è una buona notizia, sempre in prima pagina, Glaxo in campo per produrre l'anti-Covid. Nella striminzita pagina dedicata a Rovigo del Corriere Veneto si parla degli eventi nella nostra provincia, in particolar modo Chagall anche di sera, apertura fino alle 21 della mostra di Chagall a Palazzo Reverella. Per quanto riguarda invece la ricerca, il casting di comparse per la nuova serie Rai Non mi lasciare, guardiamo leandromaggi.com, in collaborazione con Polesine Film Commission, cercano ragazzi tra i 20 e i 35 anni e uomini e donne dai 40 anni in su. Non sono richieste esperienze di recitazione e in particolar modo si stanno cercando persone della zona del Delta e dintorni. Andiamo al Gazzettino. Lo sbaracco anticipato domani causa restrizioni. Oltre 50 negozi a Rovigo pronti per l'appuntamento per le occasioni in saldo. L'appuntamento era stato programmato per sabato 14, invece verrà anticipato appunto a domani 6 marzo. La via Polesine, soldi per il museo Baruffaldi, l'attesa continua. L'assessore Capuzzo afferma: speriamo di sbloccare la situazione. La firma della convenzione, già auspicata all'inizio del 2020, è purtroppo slittata. Oggi e domani, importante, nuove querce posate in onore di Dante. È un intero fine settimana dedicato a Dante e alla sua quercia, quella rovra crollata appunto a San Basilio nel 2013. E secondo la leggenda Dante vi salì per trovare la strada smarrita, ed oggi la Fondazione Cariparo metterà a dimora una figlia della rovra a conclusione della mostra La quercia di Dante, e domani mattina l'amministrazione si occuperà della piantumazione di altre 7 querce per dare il via alla costruzione di quello che sarà il Bosco di Dante. Come leandromaggi.com seguiremo l'evento. Adria purtroppo positivo al virus, muore a 47 anni Emiliano Sega, colpito dal Covid e in isolamento, stroncato a 47 anni. Era stato diagnosticato da meno di una settimana, mercoledì il malore e il rapido decesso. Condoglianze naturalmente alla famiglia. Rosolina a luglio compirà 90 anni Lino Frasson, che 35 anni fa fu il primo trapiantato di fegato reni d'Italia. Lino Frasson non ha mai smesso di ringraziare i medici che l'hanno seguito. Il professor Magité è cittadino onorario di Rosolina. Economia in periodo di Covid. Rovigo altri 6 mesi senza cinema. Multisala si riapre solo in autunno. Per l'amministratore delegato del Notorious di Borsea sarà impossibile ripartire il 27 marzo come annunciato dal governo. Purtroppo mancano i film. La programmazione potrà riprendere in sicurezza solo nel momento in cui crescerà il numero di vaccinati. Per quanto riguarda il Gazzettino, chiudiamo con questa notizia che decisamente non è positiva. Virus, Rovigo seconda solo a Verona. Il tasso di crescita settimanale sfiora il 39%, 9 punti sotto quello del capoluogo scaligero, ma 15 più di Padova. Impennata di nuove positività, 105 nelle ultime 24 ore e incidenza quasi raddoppiata nel giro di poche settimane. Tornano a riempirsi i letti nella terapia intensiva di San Luca di Trecenta, 8 sono i ricoverati. Voce di Rovigo, Delta Volley Portoviro sul Sipario, presentata la finale di Coppa Italia a 2-3. Si svolgerà il prossimo 11 marzo alle ore 20:30 e vedrà la Delta Group Rico Carni Portoviro contendere il titolo tricolore ai padroni di casa della Agnelli TPS Bergamo. Nel corso dell'evento di presentazione tantissimi complimenti ricevuti dalla Delta Group Rico Carni, prima squadra di A3 della storia a raggiungere la finale della Coppa Italia. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che siamo tutti i giorni alle 11:50 e alle ore 14 su Radio Diva, sulle frequenze 94 e 100, e come sempre da Leandro Maggi è un piacere stare con voi. Ciao ciao!